Di queste 2 giornate di strada, quali intuizioni ti stai portando nel tuo zaino? Allora, sicuramente l'apertura, perché a non rimanere solo nei gruppi delle diocesi, delle parrocchie, ma ad aprirsi agli altri e anche a vivere e cercare di trasformare questi momenti anche di fatica in gioia e entusiasmo da portarci dietro per tutta la settimana e portarli fino dal Papa. Come pensi di ritornare a casa dopo questa esperienza? Allora, sicuramente penso di tornare a casa più sicura di me stessa, perché io a volte sono un po' timida e conoscendo nuove persone mi sento libera di esprimermi, e poi anche quando andremo a Roma a incontrare il Papa, che è la mia seconda volta che incontro il Papa a Roma, sicuramente mi sarà rimasto qualcosa da questo campo e tornerò sicuramente cambiata. Alessandro, come stanno andando queste giornate di strada? Sono abbastanza faticose, il tragitto più o meno è abbastanza in salita quasi sempre, però comunque siamo un bel gruppo, abbiamo fatto nuove amicizie, nuove conoscenze e ho conosciuto nuove persone di nuove parrocchie e comunque è anche un bel cammino spirituale e queste 2 giornate sono state molto belle e spero che anche le prossime siano altrettanto. Che tipo di risposta vorresti avere da queste giornate? Diciamo che io sono venuto a questo campo, a questo viaggio, soprattutto per mettermi in gioco e per scoprire nuovi lati di me stesso e anche per fare delle nuove amicizie e nient'altro, per mettermi in gioco, diciamo.